Son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra, yeah! Sei sempre il solito. Oh, guarda questa. Ma no, ma dai, solo 15 mi piace. Perché sei una sfigata, sei. No, ragazzi, Sì. ve la ricordate questa? It's a final countdown. Cabrini contro Schumacher, Sì, vai, 25esimo del primo tempo. Sì, vai. Oroscopo del giorno. Ariete, avrete una giornata meravigliosa. Fuori! Cosa? L'estate sta finendo, il tempo se ne... Tardelli, due Toro, No, cosa? la luna gira campioni vorticosamente. del mondo! Cosa? Mamma Maria, Campioni del mamma. mondo! Campioni del mondo! Combattenti di terra, di mare, dell'aria! Uomini e donne d'Italia, ascoltate! Ma Pippo non lo sa L'ora del destino batte il cielo della nostra patria! che quando passa ride tutta la città. La parola d'ordine è una sola! Vincere! E vinceremo! Ma perché sei morto, Panerin non ti mancava. If I were ever you are. Ti fidi di me? Sì, mi fido di te. Iceberg! Marconista, invii immediatamente un segnale di SOS e tutti coloro che sono in ascolto sappiano che il Titanic sta affondando. Ma il Titanic non era inaffondabile! Tu 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 tu. Tu 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 tu. Estate 1894, siamo a Pontecchio, un piccolo paesino nel cuore dell'Emilia. E un giovane ragazzo di appena 20 anni si diverte a fare esperimenti nella sua soffitta trasformata in laboratorio su forza Guglielmo. Oh, signorino, è arrivato il giornalino, l'elettricità. Bene. Ma dove lo metto? Dammelo con la patacca. Ma no, patacca, mi chiamo Tugnat, Va bene, Tognat, ha sistemato il giardino? Oh no, ho lasciato là tutta la roba, vado subito. No, aspetta. Mi serve un assistente per il mio nuovo esperimento. Come costruire il tuo primo oscillatore hertziano. Ma cos'è? Non lo so, neanche io in realtà. Ciao ragazzi! Lui lo sa. Prima di tutto vi serve un pezzo di rame. Prendete la grondaia della casa di vostro padre. Ah, ma sono qui, Sta attento, signorino. Tognat! Attenti ai vertiti che cadono quando la sradicate. Fatto? Fatto. Adesso trasformate la grondaia in spaghetti di rame. Spaghetti di rame. Prendete la macchina per fare la pasta fresca di vostra madre. Ce l'ho. Arrotolate gli spaghetti fino a formare una bobbina, collegatela a un impianto elettrico e otterrete il vostro campo magnetico. Ma cos'è? Elettromagnetismo, Tognat, dai, è basico. Mamma, corri! Ah, mamma, sei già qua. Guarda, una cosa straordinaria, mamma. Io premo il pulsante qui e... Dring! Hai visto? Yes, sorry darling, I don't understand. What does it mean? Ma come, non hai capito, mamma? Io se premo questo pulsante... Aspetta! Lo farò dopo. Allora, mamma, quando premo questo pulsante, passa un segnale da una parte all'altra, suona la campanella, ma in mezzo non c'è il filo. Sorry, but I really don't understand. Ma come, mamma, non hai capito? Questa è una trasmettente, questa è una ricevente, passa un segnale da una parte all'altra, è come quando vai in un lago
e lanci un sasso. Crea un'onda che va da una parte all'altra del lago. La stessa cosa succede qui. Premendo il pulsante parte un segnale spinto da un'onda elettromagnetica e arriva fino dall'altra parte e suona la campanella, così. Dring! Wireless. Yes, mom, senza filo. Dring! Ma mi scusi, signorino, ma scusi, da qui a lì ma sono capaci tutti, Ma se per esempio dovevo lanciare, che ne so, un segnale al di là della collina, ma come si fa? Ciao ragazzi, lui lo sa. oggi costruiremo l'antenna di Popov. Sì. Prima di tutto vi serve un ettaro di terra. Un ettaro di terra. Radete al suolo il vigneto secolare di vostro padre. Fatto? Fatto. Ora vi serve un'antenna di almeno 9 metri. 9 metri. Tagliate il pioppo millenario del vicino di casa di vostro padre. Saremo Guglielmo, ma cosa hai fatto? Ma guarda il pioppo! Fatto? Fatto. Ora piantate il pioppo nel terreno secolare di vostro padre. Tutum, stradam. Fatto. Ok, Tugnat. Allora, siamo hai qui. ancora la campanella? Ma sì, eccola qui. Allora, tu adesso vai al di là della collina con il ricevitore. Quando io da qui lancerò un segnale direttamente al tuo ricevitore, quando sentirai suonare per 3 volte la campanella, tu col fucile spari un colpo. È chiaro? Ma certo. Hai capito? Ma sicuro. Ripeti? Vado. Na 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 ra ra ra. Ma eccomi qua, sono arrivato, adesso sistemo il ricevitore e sono pronto, va? Ma ce l'ha fatta! Il signorino ce l'ha fatta! Ha suonato! Ma aspetta che gli devo tirare uno schioppo, Era l'8 dicembre 1895 e quel tiro di schioppo sarà il battesimo della nascita della radio. Riunione in Villa Grifoni. La famiglia Marconi decide di finanziare il giovane rendendosi conto del suo talento. Annie Jensen era la figlia del famoso magnate dell'omonimo whisky. Decide così di sfruttare le sue influenti conoscenze e partono per Londra. Mamma. La 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 la. Quando nel 1896 Guglielmo Marconi arriva a Londra è la persona giusta, al posto giusto, al momento giusto. A quel tempo però non era l'unico a interessarsi di esperimenti scientifici. In Russia, lo scienziato Popov stava costruendo la sua prima antenna verticale. In Deutschland, Harry Rudolf Hertz stava costruendo l'oscillatore hertziano. In USA Tesla sta sperimentando il sintonizzatore per la trasmissione delle onde radio. Ed è qui che Guglielmo ha l'intuizione. Prende l'oscillatore di Hertz, il sintonizzatore di Tesla, l'antenna di Popov, le assembla, le rifinisce e il 2 giugno del 1896 deposita il suo primo brevetto. Sì! Perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici per un sistema di telegrafia Senza fili. Ma le imprese di Marconi non finiscono qui. Vuole tentarne una mai provata prima, lanciare un segnale dall'Europa all'America e quindi lancia un segnale radio che attraversa l'Oceano Atlantico. Si tratta della trasmissione radio più lunga mai tentata prima. Ma come si fa? E non lo so di preciso. Adesso Come dovevo- rendere un'impresa straordinaria e passare alla storia? Mandate un uomo di fiducia in Cornovaglia. Ma vado subito, vai, ci vado. Ta-ta-ra, ta-ra-ra, ta-ta-ra. Assicuratevi che abbia con sé un generatore di corrente da 25.000 volt. Ma non ce Studiate! l'ho, Dai, l'ho tieni dimenticato. questo qua. Dai, corri, Grazie. corri. Nel frattempo recatevi a Terranova, in Canada, con un aquilone. Un aquilone. Se non ce l'avete, andate al parco e rubatelo a uno dei bambini che gioca. Vai. Dammi qua, ecco. Ce l'ho.
Ora attendete che il tempo sia clemente. Non preoccupatevi, il cattivo tempo renderà l'impresa ancora più incredibile. Attaccate l'aquilone all'antenna e aspettate il segnale dalla cornovaglia. Tan taratam taratam tan 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 tararam taratam 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 tararam taratam 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 tararam taratam 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 Pam 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 taram, pam pam. Tan, 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 tan. tut 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 tut. Signore e signori, notizia straordinaria, notizia straordinaria. Marconi unisce le Americhe al continente via aria, notizia straordinaria. Marconi, il mago dell'etere. Premio Nobel per la fisica 1909 all'italiano Guglielmo Marconi. Marconi unisce il mondo con un bip. Mamma, ascolta. Sta scaricando il sono download. in ritardo perché l'aereo parte. No, non è una Sta caricando il download. Non è Dovrebbero una arrivarti scusa. a momenti. Davvero ti deve arrivare a momenti, eh. Adam, ti Un presento attimo, la cos'è? nonna. Nonna, un Come non bacino va? da Sydney. Come non sta caricando? Bassone. No! Che c'è? Cosa c'è? Ho finito i giga. Ma sei uno Sei uno sfigato. sfigato. Ma no, avevo Sfigato. quasi finito il download. Sfigato. Ma perché? Era un attimo. Sole, storia in cattedra, e sole, storia in cattedra, e sole, storia in cattedra, e sole, storia in cattedra,